Che bello che sei. Che bello. Sei proprio relax là fuori, eh. Ma ciao. Mi faccio vedere con i nuovi occhiali che adesso toglierò. Mi sono arrivati ieri, però adesso li toglierò perché non ho occhiali da sole. Quindi voglio tenere questi, sono da vista, però voglio farmene altri con le lenti da mettere sopra, come quelli che ho già. Io potrei usare questi adesso tutti i giorni, a parte che gli occhi si devono abituare a questa gradazione che chiaramente è diversa dall'altra. Potrei usare tutti i giorni questi, sì, ma non ho gli occhiali da sole. Comunque devo anche abituarmi al tipo di occhiale perché è più grande e comunque devo abituarmi proprio a tutto. Ci vedo benissimo con questi. Mamma mia, con questi ci vedo benissimo. Vedo perfino i dettagli delle foglie dell'albero qui davanti, che con gli altri non riesco a vedere i dettagli. Comunque hanno anche questo piccolo brillantino, strassino. Ah, che carini. Insomma, ho deciso di cambiare proprio occhiali. Sì, tipologia proprio. Avevo visto questi qua con questi angolini con tipo le orecchiette di un gatto e allora ho detto, sai cosa c'è? Prendo proprio questi perché mi hanno attirata subito appena li ho visti. Io per qualsiasi cosa, se vedo una cosa e mi attira subito, io quella devo comprarla. E in genere è così, con le scarpe, con qualsiasi roba. E proprio questi occhiali sono stati i primi che mi hanno attirata, solo che questi qua sono proprio dritti, cioè sono proprio dritti, non so come spiegarvi. Gli altri, la montatura è un po' tonda, quindi chiaramente la visione è diversa. Cioè le lenti montate su questi, vedete che questi sono tondi, come coso, vedete, sono tondi. Questi qua invece sono proprio dritti, quindi anche la lente è un po' diversa. Vabbè, comunque qui le lenti sono un pelo più grosse e sbordano fuori dalla montatura. Qui sbordano ma proprio leggermente. Ho fatto fare le lenti quelle più sottili che esistano al mondo. No, al mondo non credo, però quelle più sottili che erano a disposizione. E anche perché la montatura è molto sottile, quindi fare delle lenti che sporgono tipo di 5 mm anche no. Vi chiederete, ma dove li hai comprati questi occhiali? Semplicemente qui. Da Firmoo, non so come si dica. Ci avevo anche collaborato anni fa e gli occhiali che avevo preso anni fa erano questi, ve li faccio vedere adesso. Mi ero fatta fare degli occhiali da vista, da sole, e sono praticamente questi. Sono bellissimi. Comunque queste lenti ormai sono sbagliate perché sono della stessa gradazione di questi, quindi non ha senso. Comunque sono belli anche questi, ma non posso utilizzarli, ahimè. Mi ricordo che quando avevo fatto il video in collaborazione con questo sito, con quegli occhiali là, avevo ricevuto abbastanza commenti, non negativi, ma insomma, fare delle lenti da vista, fare degli occhiali da vista online, insomma, non era una cosa ben vista. In realtà invece vengono bene, insomma, io ci vedo da Dio con questi. Comunque niente, devo farmi un altro paio d'occhiali, quasi quasi mi metto adesso a guardare. I naselli così a me non è che piacciono particolarmente, quelli mobili così, perché tendono anche a spaccarsi, però li ho presi di scorta. La montatura è abbastanza sottile, però ha un bordino non sottilissimo, quindi le lenti diciamo che vengono nascoste abbastanza bene. Questo brillantino a cuore verde, vediamo se così. Questi sono proprio bellini. Si sporge un pochino la lente, ma leggermente rispetto agli occhiali che ho su adesso, insomma. Vedete che sono abbastanza dritti e i miei occhi non sono abituati ad avere degli occhiali così dritti. Utilizzandoli poi si dovrebbe sistemare, si dovrebbe abituare la vista, comunque dai. Bene, e sono arrivati in questa custodia, diciamo, di tela, che si può utilizzare per pulire anche gli occhiali, in questa di plastica, che sinceramente non mi dispiace,
non si vuole utilizzare per gli occhiali, si utilizza per altro, cioè è comodissima. E in una busta con le bolle, in un'altra busta ancora, quindi sono arrivati integri per fortuna, però bellissimi veramente. Fate un giro su questo sito se vi interessa. Poi si possono comprare anche occhiali normali, non per forza da vista, quindi molto belli. Però adesso vado a computer a cercare qualcos'altro. Eccoli qua, quelli che ho preso io, c'è la montatura che ho scelto io. Io ho preso questa qui colorata, se no c'era anche questa versione, questa è molto elegante, con il viola e con il rosso. No, il rosso troppo particolare. Comunque sto guardando le montature adatte al mio viso e sono queste, che sono praticamente anche quasi tutte scontate. Posso dirvi, rimanete sintonizzati sul mio canale per scoprire come andrà a finire la storia di questi occhiali. Ho risparmiato 78,77 €, da 198 a 136. Ho scelto la spedizione espresso, quindi dovrebbe arrivarmi non in una settimana, ma 10 giorni, adesso non mi ricordo. Comunque dovrebbe arrivare prima, perché la spedizione normale, classica, ci impiega fino a 22 giorni. Alla fine ho preso 2 paia di occhiali. C'è qualcuno qua sotto. Sì, c'è qualcuno qua sotto. Sentivo camminare, ma non c'era nessuno. Erano tutti uccellini sul prato. Ma dovevate vedere quanti. Io non ho ripreso, perché ho detto magari c'è una persona, non vado neanche a tenere il telefono a riprendere. Era pieno di uccellini. Sono tornati. Sento camminare di nuovo. Sono tornati. Ma erano di meno stavolta. Stanno tutti qua sotto nel prato. Comunque stanno iniziando a chiedere il cibo. Io non gliel'ho ancora messo qui. Di là, sotto le finestre della stanza hobby e stanza computer, sì, ho messo già il cibo, ho già messo le palline. Ma qui non le ho ancora messe perché altrimenti non si vive con le finestre aperte. Perché poi chiedono sempre cibo e coi gatti è un po'... non è il massimo. Che bella che è quella cuccia, Pupi! Praticamente lui ha passato tutto il pomeriggio fuori su quella cuccia. Ha il riflesso del telefono. È stracontento di stare là fuori. Perché stava lì per terra quando avevo aperto, quando ero tornata a casa. Stava lì per terra. E mi dispiaceva vederlo lì per terra. Cioè, non sta male comunque, però... comunque inizia a invecchiare anche lui. Mi spiace che stia sul duro, insomma, sul pavimento. E allora gli ho messo lì la cuccetta, infatti, tutto il pomeriggio lì. Ma Pippo dove sarà? Perché qua Pippo è... forse allora è qua sotto. Ciao! Stavo parlando proprio di te, gattino bello. Guarda come sei vispetto. Che bellissimo. Sì, scusa. Guarda che bello che sei. Sì. Vero Pepe? Tra un po' vi faccio entrare, perché il sole tramonta. Qui già inizia a tramontare presto. Sono le 17:07 e non manca tantissimo. Penso alle 5:30 tramonti. Non ne sono sicura. No, 5:30 forse è troppo presto. Beh, considerare che d'inverno tramonta alle 2:15 di pomeriggio, alle 2:15. Cioè, aiuto. Rimanete sintonizzati per la questione occhiali da vista. E diciamo che voglio testare un po' di più questo sito. Ho la possibilità di comprarli, quindi lo faccio e lo voglio testare al meglio, diciamo, in modo da potervi fare una recensione no, perché comunque è soggettivo come ci si trova con degli occhiali, però insomma darvi la mia opinione, ecco. Non è una collaborazione, anzi vedete il prezzo è questo, quindi questo invece era l'ordine dell'altra volta, quindi gli occhiali che vi ho fatto vedere prima sono costati 74,98 €. Su questo sito ci sono sempre gli sconti, per quello ho acquisto qua, e c'era questo sconto qui per i 14 anni del sito e quindi avevo pagato 71,96 €.
E anche qui avevo scelto la spedizione espresso. Io ancora non sono abituata a queste luci che si accendono ogni volta che passa qualcuno e ogni sera mi dico Madonna, ste luci che si accendono, mi prendo paura da sola. Io vi devo dire questa. Stavo andando in crisi perché stavo cercando il telefono, guardate che sporca sta macchina, stavo cercando il telefono, lo sto usando per registrare. Ho detto, oddio, in tasca non ce l'ho, dov'è sto telefono? Poi mi sono resa conto che ce l'avevo in mano, va bene, ok, boh, ok, dopo questa andiamo. Cosa c'è? Andiamo a mangiare la pappa? Sofia, andiamo a mangiare la pappa? Mao, andiamo, dai bue, sì? Cosa? Mi soffi? Ah, andiamo, dai, vieni. Dai, veloce. Dai. Vieni bue. Bravissimo. Andiamo. Tu hai sempre sonno quando vieni qua, Sono le 3:15 e io non ho voglia di fare niente. Oggi non ho voglia di fare niente. Ieri alla fine ho pulito casa. Ho pulito tutto. Sapete cosa vuol dire? Tutto. Ho pulito. Poi alla fine stavo per andare via di casa, faccio per uscire fuori con le immondizie in mano. Tra le immondizie c'era un barattolo di vetro, mi è caduto il barattolo di vetro. Vetri ovunque di fuori. No, avevo appena pulito, non si era neanche ancora finito ad asciugare il pavimento. No, veramente.